Bentornati sul canale dell'azienda agricola Venture. Come ogni venerdì vi facciamo un po' vedere come siamo organizzati e i vari lavori che dobbiamo fare durante i vari periodi dell'anno. Nelle settimane scorse vi abbiamo fatto vedere un po' di lavori autunnali che abbiamo fatto, dalla raccolta dell'oliva all'estirpo del vecchio vigneto. In questo caso invece ci concentreremo sulla raccolta dei nostri kiwi. Nel momento in cui stiamo registrando il video siamo ai primi giorni di novembre e per noi ormai è tradizione che gli ultimi giorni di ottobre, i primi giorni di novembre abbiamo questo impegno della raccolta dei kiwi. La raccolta del kiwi per noi rappresenta l'ultimo lavoro di raccolta della stagione, nel senso che noi iniziamo il periodo della raccolta con la raccolta del grano, quindi con la trebbiatura del grano durante l'estate, quindi generalmente giugno indicativamente, e quello per noi rappresenta il primo step della raccolta, perché di fatto il grano è il primo lavoro di raccolta che andiamo a fare durante la stagione attraverso appunto l'utilizzo di una mititrebbia che ovviamente noi non abbiamo, quindi dobbiamo chiamare il terzista. Viene raccolto il grano, poi raccoglieremo la paglia e quindi quello rappresenta il primo grande lavoro di raccolta. Il secondo lavoro di raccolta è la vendemmia, che per noi rappresenta ovviamente il punto massimo del dispendio energetico, perché ovviamente la nostra azienda è molto sbilanciata nella produzione di uva, quindi è molto concentrata nella produzione di uva, per cui la vendemmia per noi è la vera e propria raccolta. E poi finita la vendemmia, in genere tempo qualche giorno di pulire un po' gli attrezzi e fare un po' di manutenzione, ci dedichiamo generalmente alla raccolta dell'oliva. Finita la raccolta dell'oliva poi ci organizziamo per quello che è la raccolta del kiwi, che appunto andiamo a fare in questi giorni, e in questo caso ci organizziamo in modo tale da andare a staccare senza l'ausilio delle forbici, ma attraverso appunto le nostre mani andiamo a staccare dal picciolo un frutto per frutto e andiamo a metterlo in un secchio, e poi dal secchio lo trasferiamo nel cassone che abbiamo organizzato sulla nostra carrettina, in modo tale che i cassoni poi possano, man mano che vengono pronti, possano poi essere portati nel capannone, in modo tale che poi vengono a ritirarli. Per fare la raccolta dei kiwi dobbiamo ovviamente operare con delicatezza, con attenzione, proprio perché sono kiwi che poi andranno sul mercato e non devono avere graffi, segni e scoriazioni, proprio perché ne comprometterebbe poi la conservabilità. E motivo per cui usiamo appunto i guanti, che servono per preservare l'integrità della buccia del kiwi. Inoltre dobbiamo utilizzare un trattore piccolo attaccato a un piccolo rimorchio, proprio per passare all'interno del sesto d'impianto. Il kiwi, se avete visto anche durante la fase di potatura, avevamo fatto qualche video nelle stagioni scorse, appunto il kiwi ha una grande vigoria, molto spinta nella parete fogliare come pianta, per cui abbiamo bisogno di un trattore molto compatto, molto piccolino, in questo caso il nostro Landini Frutteto scabinato, proprio per passare all'interno del filare. Per ottenere una buona produzione di kiwi, ovviamente, a parte le lavorazioni classiche, quindi la potatura, la gestione quindi poi della legatura dei vari rami, ovviamente in estate facciamo un lavoro di qualità che consente di andare a fare un diradamento dei frutti. Praticamente dopo la fioritura e l'allegagione passiamo a fare una selezione di quelli che sono i kiwi che hanno dei difetti estetici o delle anomalie per quanto riguarda l'accrescimento, e quindi andiamo a fare un po' di diradamento proprio per consentire ai kiwi rimanenti di arrivare al momento della raccolta, cioè in questi giorni a novembre, in dimensioni adatte poi al conferimento e quindi all'immissione sul mercato. Ecco, per fare la raccolta dei kiwi in modo tecnico, noi ci organizziamo con il rimorchio, appunto con i beans. Per riempire i beans appunto usiamo i secchi, generalmente ogni operatore ha un secchio con un gancio, con un rampino, che serve per attaccare il secchio stesso al filo di ferro e quindi velocizzare l'operazione di raccolta, e in questo secchio andranno tutti quei kiwi di prima scelta, quindi andranno quelli che hanno una misura e una forma conforme poi al mercato. Mentre abbiamo un secondo secchio degli scarti cosiddetto, in cui andranno a finire quei kiwi che sono perfetti da un punto di vista organolettico, ma che purtroppo il mercato scarta,
quindi poi li utilizziamo noi e quindi andremo a fare una raccolta a parte, li mettiamo a parte, ce li teniamo. Una volta aver riempito tutti i bins all'interno del rimorchio, li portiamo in capannone e ovviamente per fare questa operazione di scarico utilizziamo un nostro trattore, in questo caso il TNF. Il New Holland ha attaccato un muletto, questo muletto appunto con le forche ci consente di andare a scaricare i cassoni, i bins dei kiwi e a riporli ordinatamente nel capannone. La raccolta è bene farla in modo abbastanza veloce e in modo tale che poi appunto possiamo conferirli all'acquirente, al commerciante, in modo tale che poi vadano a finire direttamente in cella frigorifero e vengano quindi conservati in modo corretto. Ecco, avete visto un po' come siamo organizzati noi per la raccolta dei kiwi. Magari ci scrivete se anche voi in azienda avete questo tipo di piantagione, come siete organizzati, come funziona da voi, che ci fa sempre molto piacere. Ecco, per noi oggi abbiamo finito la nostra raccolta e vi ringraziamo di essere stati con noi. Ci vediamo il prossimo venerdì con una nuova puntata.